Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Abbiamo assistito a una fase un po' più instabile con i primi temporali rovesci che proprio sulle zone interne hanno agito in modo particolare nella giornata di mercoledì. Ma andremo con un secondo impulso instabile che scende rapidamente proprio in queste ore e porterà dell'instabilità un po' più diffusa sulle zone interne, innescando una fase insomma piuttosto veloce, soprattutto sulla bassa Lombardia. Come potete vedere, però, il quadro generale per una maggiore dinamicità nel corso proprio dei prossimi giorni della settimana. Purtroppo il freddo, come vedete, si concentra solamente sul Nord America. Vivremo una fase un po' più mite, dinamica, però proprio per la spinta delle correnti umide occidentali che proprio a causa dell'anticiclone azzordiano spingeranno direttamente verso il Mediterraneo, portando un clima un po' più mite ma comunque piovoso. Sarà un po' più fresco invece al sud, dove qui le temperature saranno anche sotto i 15 gradi nei valori massimi. E la nao positiva vuol dire che assisteremo a questa anomalia depressionaria situata proprio sulla Groenlandia, che invia questa spinta diretta delle perturbazioni di piogge che si andranno a creare proprio dall'oceano verso il centro Europa, colpiranno soprattutto il nord Europa, ma questa circolazione manterrà attiva una ventilazione di venti più umidi e piuttosto miti, quindi non assisteremo a nessun flusso freddo in matrice polare. Questa circostanza ci va a portare quindi più dinamicità. Un anticiclone è sempre bloccato sulla Scandinavia e su gran parte dell'Europa centro-orientale. Un flusso un po' più attivo delle precipitazioni ne avremo nel corso della settimana su tutto quanto il sud Italia, in modo particolare tutto il Mediterraneo, come possiamo vedere temperature che quindi saranno più instabili e un clima un po' più fresco relegato soprattutto sull'Europa occidentale, diversamente come vedete a quanto riguarda invece l'Europa centro-occidentale e in parte anche sulle coste adriatiche. Nei prossimi giorni quindi assisteremo a un flusso umido instabile piuttosto attivo, continueremo quindi ad avere il passaggio di più fronti, questo quello di giovedì, quando arriverà questa discesa di influsso umido che innescherà anche dei rovesci e dei temporali che agiranno in modo particolare sulla Liguria, sulla bassa Lombardia proprio dalla nottata, e si andranno poi a innescare nel pomeriggio proprio su tutto quanto il centro, sulle zone interne e ovviamente anche in parte lungo le coste della Toscana e del Lazio. Queste le aree più soggette infatti alle precipitazioni proprio per questo piccolissimo nocciolo che si andrà a creare sull'Italia, e come possiamo notare invece diversamente sul resto del nord avremo una permanenza di cielo poco nuvoloso, se non parzialmente, proprio per l'umidità ancora elevata e quindi la presenza anche di foschi e banchi di nebbia, con venerdì che quindi continuerà questo nocciolo a viaggiare sempre più verso sud, a colpire ancora una volta soprattutto la Sardegna meridionale, Sardegna orientale e, come potete vedere, un po' anche le coste soprattutto del Lazio e della Campania, con qualche rovescio locale sull'Appennino meridionale. Questa è la situazione che porterà poi ad un weekend con l'arrivo di un nuovo fronte instabile di matrice atlantica, quindi sì, continueranno ad arrivare questi trend perturbati, e quello di sabato sembra un po' quello più interessante proprio per quanto riguarda la collocazione di questo minimo, che si andrà però, attenzione, a collocare non per forza sul Mar Ligure. Inizialmente sarà sul Mar Ligure, porterà delle piogge un po' più significative in modo particolare sul Piemonte, sulla Liguria e anche ovviamente in parte sulle regioni prealpine del nord-est. Ma questa fase di maltempo con questo minimo depressionario si andrà a innescare sempre più man mano che viaggia verso sud sul Nord Africa, quindi questo nocciolo andrà a portare più temporali anche nel weekend sulla Sicilia. Questa è la fase un po' più instabile attesa proprio nel corso del weekend con questa nuova perturbazione. Potrebbe arrivarne una seconda lunedì prossimo, ma da ancora da valutare vista la distanza temporale. Intanto concentriamoci su quella che sarà un po' più di dinamicità in arrivo sull'Italia, sempre in un contesto abbastanza mite per quanto riguarda il nord. Saremo invece nella media sostanzialmente con le temperature al centro e al sud Italia. Continuate come sempre a seguirci.